Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella pillola vostra Marietta Veneziana. Oggi parleremo di quelle persone che vivono nei sogni, cioè sognano di notte e sognano di giorno. E chiaramente parleremo anche dei maghi, che alcuni maghi, cioè ci sono due tipologie di maghi. I maghi operativi, che sono maghi che fanno e sanno fare, e poi ci sono quell'altra categoria di maghi che sono dei venditori di fumo. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube di The Gard, nel canale YouTube del vostro Marietto. Se siete arrivati qui, iscrivetevi, magari anche un super like, serve sempre tira su di morale. E poi chiaramente nei gruppi Face, dove il legale Marietto Veneziano mettono dei circuiti, scrivono qualcosa ogni tanto, linkono questi bellissimi video. Poi chiaramente abbiamo il sito capitano.altrevista.org, dove potete scaricare 20 ebook con tutte le spiegazioni, i vari circuiti radionici e quadranti radiostesici. Abbiamo una sezione shop per chi vuole qualcosa di più professionale, oppure appunto la sezione gratuita. Poi abbiamo il gruppo di Telegram dove puntualmente linko i video che faccio, e quindi in futuro riprenderemo questa attività anche. Bene, penso di aver detto tutto e iniziamo un po' con questa pillola che dicono che i sogni muoiono all'alba, no? Però alcune volte uno si sveglia e continua a sognare. Alcune volte noi, soprattutto anime antiche oppure anime in crescita spirituale molto forte, molte volte noi incontriamo persone e sembrano, no, dico, essere la nostra anima gemella. Perché? Ma perché proiettiamo dentro questi personaggi che sono abilissimi, no? Il nostro sogno e incomincia questo flirt, questo tipo di amore, questa cosa che senza di lui non si riesce a vivere, no? Però nella realtà siamo noi che vediamo dentro di lui la nostra parte, no? E se noi fossimo capaci, o se noi fossimo, come si suol dire, abbastanza sensibili da estrapolarci da noi stessi e fossimo come una persona che guarda un acquario con dentro noi e quell'altra persona, vedremo che quell'altro effettivamente è così, cioè lo vedremo proprio com'è, no? E quindi molto probabilmente non faremo certe cose. Però purtroppo alcune persone si alzano la mattina ma si svegliano tardi e continuano a proiettare sulle altre persone il proprio sogno, il proprio amore, le proprie emozioni. Le altre persone vedono loro stessi e non riescono a vedere l'essere che c'è. E per fare questo taglio, per fare questa recisione, cioè nel senso tagliare questo sogno, bisognerebbe, la via più economica, attivare circuiti radionici per tagliare i legami perniciosi. Però è chiaro che queste persone arrivano sulla nostra strada, che possono essere persone che ne approfittano, oppure possono essere anche persone che non approfittano, riescono a vedere la vostra immensità, la vostra qualità e l'apprezzano, ma sanno che non potranno mai permettersi una persona così perché sono troppo differenti. Loro lo sanno, no? Tipo i narcisisti, no? I narcisisti sono delle persone che cercano sempre di soggiogare gli altri col proprio carattere, con le proprie idee, così, però alla fine non potranno mai gustare il, il frutto di un sognatore che lo ama a prescindere da ogni cosa che farà. Quindi queste persone qui devono incominciare, non dico a maturare, ma incominciare a distinguere il sogno dallo stare svegli. Gli altri chiaramente, che sono, non so io, non vorrei dire che sono dei parassiti, non vorrei dire che sono dei vampiri, però effettivamente gli altri, essendo più bassi, essendo anime giovani, ma non essendo anime cabaliste, come si dice, in crescita, chiaramente alcuni ne approfittano, altri rispettano queste grandezze. E i maghi sono lo stesso, ci sono maghi operativi che praticamente hanno una testa, non dico a scatoletta, ma dico che sono precisi, nel senso che quando nascono sanno già di essere stati maghi nella vita prossima, nella vita prima, e di conseguenza sanno che hanno un cammino. E il cammino del mago che cos'è alla fine? Aiutare le anime a raggiungere la Keter. Mm?
Lo ripeto, il lavoro principe del mago non è soddisfare i sogni delle persone. Il lavoro principe del mago è portare le anime antiche alla Chete. Poi è chiaro che c'è un'altra branchia dei maghi che invece alla Cheta non vuol portare nessuno perché proprio vive sulle mancanze, vive sui sognatori, su quelle anime antiche che praticamente sognano ancora e praticamente devono fargli capire che i sogni muoiono all'alba. Perché ci sono persone che, se non guidati da maghi seri, professionali, vi ricordo sempre che un mago vero ha la mente da un militare, a scatoletta, deve essere così, perché il suo compito in questo cosmo è proprio aiutare. Ci sono due tipologie, quello forte e quello forte forte. Il mago forte aiuta se stesso e quello forte forte aiuta tutti, no? Quindi quelle persone che magari si incaponiscono su alcuni soggetti, continuano a volervi bene, nella realtà è vero, queste persone sono piombate nella vostra vita per un qualcosa, per spiegarvi qualcosa, ma siete voi che state costruendo il castello in aria, il castello sulla sabbia, roba di genere. E avete molto di più da dare, ma non a quella persona su cui avete proiettato voi stessi, ma a voi stessi avete molto di più da dare, e cioè dovete praticamente incominciare a fare il sogno verso di voi, diventare egoisti, incominciare a capire di ritornare nel centro. Ma questo qui chiaramente è un percorso di crescita spirituale che avviene col tempo, certamente non tutti sono nati imparati. No? Vi faccio proprio questa pillola per farvi capire che ci sono alcuni soggetti che si innamorano di altri, ma fondamentalmente si innamorano di loro stessi. Alcune volte capita che dicono, ma io quel periodo lì l'ho vissuto benissimo, no? Perché pensano e danno la colpa e il premio all'altro. Poi analizzando con la radionica, la radiestesia, si vede che l'altro è piccolino e questa persona è grandissima, no? A livello spirituale. E quindi è difficile spiegarlo a queste persone perché loro vogliono perpetuare questo sogno perché sono loro stessi che lo stanno creando e vedono l'amore dell'altro, fondamentalmente sono loro che lo stanno proiettando. E il lavoro del mago, quello vero, è fare in modo che questo amore che proiettano così in giro ritorni verso queste persone per fare in modo che ricrescano, riprendano l'attrezzatura per scalare la scala per andare alla cresta. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito. Vi ricordo che questi circuiti che nomino durante le varie pillole si trovano nel sito capitano.altruista.org e lì sono sotto, quindi iscrizione. Mi raccomando, se sei la prima volta che passi qua, iscriviti e un super like, fa sempre bene alla salute. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.